Abbiamo voluto valorizzare il nostro territorio, l'altopiano di Farò è un altopiano, dalle ricerche fatte che abbiamo fatto, l'unico in provincia di Treviso e dovrebbe essere il più piccolo del Veneto. Valorizzare il nostro territorio, da questo altopiano si riesce a vedere tutte le montagne attorno e tutte le colline UNESCO. Domani a pranzo ci sarà lo spiedo e i galletti e le attività, ci saranno delle camminate per i bambini organizzate dall'asilo di Follina, che si chiama anche Asilo nel Bosco, dove i bambini spiegheranno gli alberi e gli animali che si trovano nel bosco. Dopo ci saranno sempre i giochi in legno per i bambini, ci saranno i madonnari e tanta natura. Anche ieri non ci aspettavamo tanta gente, ma c'erano tanti bambini e tante famiglie che giocavano in questi magnifici giochi in legno che ho alle spalle, che sono divertentissimi e ci giocano anche i grandi, non solo i bambini. Una bellissima esperienza, iniziata bene, abbiamo il tempo che ci sta favorendo, un'iniziativa che porta a valorizzare non solo Follina nel suo centro storico, ma anche tutte le altre frazioni che abbiamo e che meritano di essere viste e vissute. Il buongiorno si vede dal mattino, per cui vista l'affluenza, vista la gente, vista la partecipazione, penso che anche questa volta sia stata centrata quella che è la possibilità di far vivere a tutti l'altopiano di Farò. Questo è sicuramente uno dei posti più belli e simpatici che abbiamo qui nella nostra provincia di Treviso. Credo che soltanto il grande cuore degli abitanti e dei volontari di queste comunità riescano a fare una cosa così bella e soprattutto per le famiglie, per stare insieme. Io credo che sia proprio una cosa estremamente importante avere ancora questo senso di comunità, che ci stringe tutti quanti e che ci aiuta insomma a stare anche tutti meglio. Quindi grazie al Presidente, grazie a tutti i volontari che oggi qui stanno facendo veramente una grande bella festa.